Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video della Spazio Mercato, Batman Napoletano, come state voi? Spero tutto bene. Allora, in questo video non sono in vesti, nelle solite vesti di normali che uso sempre per i video e non parlerò di calcio, ma parlerò di tutti i miei libri che magari mi fate sapere se sono rari oppure no, che ho in casa. Tra l'altro oggi è martedì, quante ne abbiamo oggi? Oggi è martedì 21 aprile e domani uscirà un mercoledì, penso alle 2:30, poi uscirà il video dei pronostici di Serie A, poi se riesco lo pubblico alle 6:30 e poi penso alle 21 o alle 22 faccio uscire un altro video. Ma vabbè, non dilunghiamoci troppo. Allora, io partirei subito da questo, che proprio è stato il mio primissimo libro. Un libro che parla di un'avventura di Batman, di Spider-Man. Mamma mia, solo a guardarlo mi vengono dei ricordi assurdi. Ecco qua, me lo stavo sfogliando un po'. Fatemi sapere chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Eccolo qua, eh. Poi abbiamo un libro riguardante i dinosauri, Geronimo Stilton al Triceratopo all'attacco. Ne avevo pure un altro, il libro di Dio del T-Rex, sempre di Geronimo Stilton, però non so se l'ho preso, non l'avrei dovuto, non so se l'ho preso, non so neanche se sta qua sinceramente. Poi abbiamo l'Odissea, una parte dell'Odissea, che poi mo vi faccio vedere anche tutti gli altri episodi. Poi abbiamo, questo non è un proprio libro, però penso che ha citato la Cabala napoletana, dove tutti i numeri da giocarsi e tutte cose. Per esempio, mo prendiamo una pagina a caso, prendiamo una pagina a caso, prendiamo una pagina a caso, una parola a caso, eredità 90, per dire, no? Dove tutti i numeri. Poi abbiamo questo libro di tipo più di 500 pagine, su 560 pagine precise, che parla del distinto, delle cose preferite. Poi, il libro che sto leggendo in questo periodo, che è quello di Jolier, per sempre, chi ce l'ha fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Eccolo qua, io l'ho preso da poco, però sono arrivato a pagina 14. Vabbè, poi abbiamo altri libri. Prima di farvi vedere gli episodi, vi faccio vedere tutti quelli dedicati al calcio in generale. Ecco qua. Allora, abbiamo il libro, la biografia di Paolo Tomaselli, per Giuliano Giuliani, la biografia di Giuliano Giuliani, il portiere che ha giocato con Maradona nel secondo scudetto e, e anche della, come si chiama, della Coppa UEFA, non mi vorrei sbagliare. Poi abbiamo il libro del quarto scudetto, il primo libro uscito per il quarto scudetto, poi abbiamo il libro simile a quello del terzo scudetto. Lo mettiamo qua, dopo lo sistemiamo. Poi abbiamo, vabbè, non poteva mancare il libro del terzo scudetto con tutti i campioni, con la storia di tutti i giocatori del terzo scudetto, più tutti i presidenti e tutti gli allenatori. Poi abbiamo il libro di Diego Armando Maradona, 60° anniversario, su tipo
guardate tutte le immagini di Maradona, tutto, se faccio vedere un'altra immagine, faccio vedere queste immagini qua, mamma mia, bellissima, questo libro è stato fatto proprio bene, sono tipo ehm, una novantina di pagine, una cosa del genere. Questo libro me lo sarò letto 50 volte, soprattutto dopo il terzo scudetto, ma anche il quarto. Poi, tralasciando il calcio, abbiamo anche, fatemi sistemare qua, un libro di battute di quando ero piccolo, Ridere che è meglio di Imperatrice. Questo glielo devo regalare a mia cugina, se non sbaglio non ce l'ho. Poi abbiamo dei libri di Star Wars, una serie di libri di Star Wars, che quando li presi mi piaceva tanto, conoscevo tutti i film, da un po' di tempo l'ho perso di vista. Poi abbiamo, eccolo qua, il Triceratopo, il T-Rex, scusate, di Geronimo Stilton. Eccolo qua. Questo foglio per Lazio fa parte delle grandi decorazioni, ma magari adesso. Vabbè, non faccio poi dai. Poi un altro libro su delle barzellette. Ora sta facendo una pila di libri esagerati qua. Poi abbiamo come ultimo serie quasi tutti i volumi dell'Odissea per ragazzi, sta una cosa qua, dal primo all'80° tengo, però questi qua sono pochi, sono circa 30-35 volumi tutti quanti. Mi ricordo che nella libreria non ci andavano più e poi mi scocciai pure questo dove ogni volta che li prendevo mi piaceva sempre questo dove. Vabbè, mi ricordo che tipo mi mancavano tipo 2 volumi che poi non li ho comprati. Questo qua lo metto qua, ok, però li ho comprati, me li sono letti su internet, che praticamente mi ero scocciato, non è che mi ero scocciato, ma non avevo più spazio in libreria, quindi ho detto "Oh, basta, mi non più un libro perché erano troppo assai". Poi ho fatto un po' di tabula rasa di tutti i libri, alcuni li ho regalati, alcuni li ho venduti, ho tolto un po' di spazio. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, fatemi sapere se volete che ho caduto il prendo saccio, no, vabbè. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri libri preferiti, se i miei libri vi piacciono oppure ce l'avete pure voi. E vai giù, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao, vai giù.